Euroregione News. Teatro in direttissima, amatoriale su palco virtuale. Ideatrici e promotrici del progetto online sono Nadia Pers della compagnia Chi è di Scena e Arianna Romano della compagnia Andescenze. Buongiorno, tutti i programmi che avevamo per voi in primavera scorsa, autunno, inverno eccetera, ovviamente sono stati cambiati e quindi adesso abbiamo delle altre novità da raccontare, perché il teatro comunque non si ferma e quindi abbiamo questa speciale rassegna online sulla pagina Facebook creata appositamente Palcoscenico Fita Wilt. Come diceva Arianna, giustamente su questa pagina Palcoscenico Fita Wilt, creata apposta dall'associazione APS Fita Wilt regionale, sono due associazioni in realtà che si occupano di teatro amatoriale, che in regione, per ricevere i fondi, proprio bando cultura della regione FVG, si sono unite e tutelano quello che sono circa 90 compagnie di teatro amatoriale friulano. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Stavamo a casa, tutte le compagnie a casa, gli attori annoiati, compagnie che stavano per chiudere, e a novembre io e Arianna abbiamo pensato bene di creare questa rassegna di teatro online, e si svolge con diverse modalità, con appuntamenti bisettimanali. Quindi la nostra rassegna online è bisettimanale e si svolge il lunedì e il mercoledì su questa pagina Facebook. Il lunedì abbiamo una rappresentazione che abbiamo chiamato vetrina, che è praticamente la presentazione di ogni compagnia, raccontando un po' la storia, presentando i protagonisti e facendo vedere degli spezzoni di vecchi spettacoli. 2 compagnie ogni lunedì. Invece il mercoledì c'è quella che abbiamo chiamato diretta, e cioè sono degli spettacoli fatti appositamente per questa rassegna, o recitati in diretta proprio davanti a noi il mercoledì, oppure con dei video che loro hanno preparato precedentemente apposta, e tutto questo sarà visibile anche su Teleantenna in replica, quindi i venerdì per le vetrine e i giovedì per le dirette. Su Teleantenna, canale 647 del digitale terrestre, è anche nata una collaborazione con una web tv che si chiama Teatro TV, dai contenuti prettamente culturali, che si occupa di ritrasmettere le nostre vetrine, le nostre serate recitazione non solo in Italia ma soprattutto ai nostri connazionali che vivono all'estero, e quindi ci è sembrata un'ottima occasione anche poter condividere la nostra cultura territoriale con i nostri connazionali all'estero. Le compagnie che partecipano alle serate vetrine, alle serate recitazione, vengono da tutta la regione, per cui chi ci segue avrà occasione di vedere recitazioni in dialetto triestino, in lingua friulana, in dialetto pordenonese. Abbiamo avuto anche una compagnia che ha recitato in gradese, per cui ce n'è veramente per tutti i gusti. Abbiamo una rassegna che va dalla commedia alla tragedia al cabaret, e anche a 2 spettacoli per bambini che sono stati pensati apposta e andranno in onda in aprile, subito dopo Pasqua, proprio di domenica pomeriggio. E quindi tutte queste compagnie non si sono assolutamente fermate in questo periodo, perché comunque l'arte e la cultura sono delle cose che non si possono fermare anche e soprattutto in questo periodo. Per poter vedere tutte queste serate basta mettere mi piace alla pagina Facebook Palcoscenico Fita Wilt, e gli spettacoli sono visibili anche se non avete un account Facebook, è una pagina aperta a tutti. Le compagnie che hanno aderito a questa iniziativa sono 32, come dicevamo, provenienti da tutte le 4 province della regione, e ci terranno compagnia per un totale di 52 serate, e il tutto terminerà l'ultimo lunedì di maggio. E poi ci sarà anche una grande sorpresa per tutto il pubblico e per le compagnie che hanno partecipato, perché abbiamo organizzato, sperando di poterla fare dal vivo, una giornata di delitto online, quindi una specie di cena con delitto, però a sorpresa, ce lo sta organizzando una delle nostre compagnie iscritte. Nell'attesa di rivederci appena possibile di persona, intanto ci becchiamo su internet. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.